Che bella serata, Rossi. E quanto belle signorine. E come ballavano. E che bello vanzare. E che bella chilla vestita come mia di tucca. E che bella tucca. Disgraziato. C'era chillo. Ma che vuoi? E te, tu mi quattro tombola. Levati a me insieme, tu. La mia tocca, Odin. Scappa, Nofrio, la polizia, scappa che ti attaccano. Scappa, Nofrio, scappa. Andrò a vedere laundi in cielo, patria mia. Andrò a sbarare tanticchietta, cancellaria, vediamo. Mia gioia e mio amore, a cielo, a cielo, a cielo. Andrò a vedere l'ondi. Così, non mi faccio niente, Sant'Antonio, San Michele Arcangelo, San Michele, Sant'Antonio, San Francesco, così, ma qui. E perché fanno le casse di questa maniera, picchi, per fare memoria, picchi. Maschera, che ci ho pensato? E perché va a mettere questa maschera, picchi, perché va a mettere sto? Per fare memoria di tisa. Se ne può tornare, una può chiesa, che la chiesa. Quando dura sta messa? Ma che sa, c'è tempo da predica, da comunione, ora io ci tengo l'orario. Io stavo morendo tisa. Basta che ti stai muta. Ma perché che contare? 200, basta che non dici che mi vedi sto vestito di queste robe. Ma non ne pigliavo queste robe, se a unni. Oh diavolo, Ma tu non sai tentazione, Sant'Antonio. Dove essere maledetto fu. La lingua, Caterina. Stavo morendo tisa stamattina e ci taglio la lingua. Io sento che me l'hai unata che cominciavo stamattina. Signore. E che sta facendo ora questo? Che sta facendo che mi sta facendo affrontare? Ancora non mi hai lavato niente, Caterina. Caterina, mi mangia che causa, forza. Già che causa, e dopo ci piglio. Che io parino che te ne cauze. Ma un pari mutanni là non può meno, un pari mutanni di ti l'ha pastati. E ora che... E che ci piglio. Tonica vecchia. C'era una pesa che inizia. Ma con chi sta capo? Moro lo offri tu stesso, Caterina. Chi sa passò commento? A che punto siamo? Caterina, che sa che l'occhio tu. Scansate, signore. Attenzione. Ma noto, Caterina. Signore, non ne sento. E a caffè. Signore. Andrò a vedere l'ondi. Madonnuzza San Giuseppuzzo, aiutatemi, per favore. Nel cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. A cielo, andrò a vederla un dì. A cielo, Caterina, basta cantare, basta, io ho fissato dice un chi cuccinetto d'acqua, e chi da come dice, canta che ti passa.
sta cosa che abbiate in terra. Ora ti picchio i 100 lire, Caterina. Se fessavo con 100 lire. E chi sto? E chi sto chi è? Chi sto chi è? Fazzolettino di femmina, Che feto che fa? Feto ti pare? Questo è perfumo. Questo è perfumo di femmina. Ma tu che non capisci? Cacetto. Caterina. Io portafoglio ne è. Caterina, pigliaste sto Ma portafoglio. ora mi raccogli, che Ma succede come con non gli stava portafoglio? giù cagando che entra, pigliaste sto No, portafoglio. non c'è mica mano da. Sicura? No, mamma donnuzza santa. Suzza mia, io ne... Già, ora ci penso. Caterina, fammi un favore, fai una cosa. Vai a Piazza San Filippo, su Talarchi. La prima porta a mano manca. Te, Caterina, dacci chi che tu... fare? Che affitta i vestiti di carnevale. Ci va due che sti qua vestiti e ci due chi di me. E tu appigli chi di me. Vai, Caterina, annagate. Forza, Caterina, c'è che essere... ma portafoglio. Ai ai. Su Talarchi a mano... A Piazza San A Filippo. Piazza San Filippo. Su Talarchi. A Apriamo mano... porta a mano manca. Ah, a mano manca. Avanti, Caterina, annagate. Madre mia. Che fu? Non mi da toccare. E perché? Io picciuta deschetta sogna, come a Buddha con le manazze. Tra si veggine che entra e voglio essere extraveggine. Per sapirlo. Oh. Bravo. Ah. E che ci sta a buddare? Fui. Ma perché ora, mentre che ti mise una mano sopra la spada, per dirti l'onorabilità, A mia per sapirlo ogni tanto incontro una malamisu mai nudo. E mi dispiace per te, Caterina. E chi? Ma per quelle manazze caude, magari rizzi freddo mi vengono. Caterina. Fusca, fio. Sotto annagate tu 100 lire. Non ne voglio. 200, Caterina. No. 300. No. Caterina, 400. Non ne voglio. 500, Caterina. Mi duna. L'avanzi. Madre mia! Non mi fa Signor, ma per me che hanno dupilo. Io, picciutte schietta Sì, sono. usaccio, picciutte Cioè da si schietta. veggine in sta casa, E voi ne e siete ragazza vergine. vegge, nella Va bene. gloria degli angeli. bene. Ah, maledetto che ne lavare che ci sperimentavo magari. Davvero. Questa come all'occhio da lei vai. Qui è. Amici, Amici. E cosa sono amici? ossia non mi conosci, sogno una signora che viene a stare callata e faccia la levatrice. A levatrice che non ne abbiamo bisogno. Che c'è Caterina che l'ha toccato mai nudo. E poi tutte le altre siamo mascoli. Usaccio, io che io ho bisogno di ossia, mi rapissi 5 minuti sole. Bisogno di mia. Sì, 5 minuti, rapissi. Ma sogno... Ma come mi ci presento ora? Trasissi. Ma chi sta senza capo? Bacio le mani a voi signoria, quando ci vuoi se può capire? Senta signora, io Non veramente... servono le scuse, non ha importanza. No, ma io non mi stavo scusando, ci volevo dire Quando che... è cerimonioso ossia, come la sta separare? Io sogno una nuova vicina di casa e faccio la levatrice. Certo, non dico che ossia potesse avere bisogno di me, giusto? Scansatene signora, magari salto ci Sì, volevo. come la sta separare quando delle ria, va? Io sogno due di Sant'Antonino. È giusto, se non ho caso che ossia io parroco da chiesa di Sant'Antonino. Perciò io che dico, c'è di meglio. Su come stai a tenere, ma che da figlia è primarola, perciò sapete quando si spiccia. Sa mangia mezziglia, sa marito a coccolia. E se non mi credete, mi stanno facendo nascere pazza, non già faccio chioi. Signorozza, ma io chi c'entro da tutto questo discorso? Come che c'entra? Oggi non è il primo giorno di Quaresima. E che ne saccio io? Come che ne sape? Ieri non voluto mi hanno da canna lavare. Sì, questo sì cosa saccio. Non capisco solo qua, ora chi è che succede? Che succede? Poi era sera, dopo tanto tempo, con mia frate ne pensiamo e ne noi assumiro un viglione di carnevale. Un pezzo di sforcato, uno che aveva leggercasa statura, vestito di turco, non saccio su chi era imbriaco. Scimonito, che ieri ho fatto sta canalla stava a nudo da Santa Pace. E poi quando ho fatto che io mi ballando, io se ne approfittava, rimane mi aveva appoggiando. Io sapevo, devo signore Anna, mi affronto, ma Germano scivano non si sa come. Ora io, per quando mi porgo l'anima mia di che cosa succede,
ci voglio fare dire una messaggetta alle mortigelle miei. Che io nella mia vita, io stata sfortunata. Picciotta, io ho perso 3 mariti, una presa all'altro, ho svendorata a casogno. Ma sbandorate se c'è che è capitata a voi per moglie, va. Faccio parco. Sì. C'è da dire con tutto il cuore, parlando mi sono andate tutte e 3. Sì. Zurro, Totò. E babà? Ma quale babà? Biscotta califfia? Ma che è? Perché ho scherzo sia, va? No, chi sto cose serie su. Io ci voglio dire 3 mesi. Una poi ogni marito. Zurro, Totò. E gelo armo figlio sciato che me la stanno sola e me l'ho sconsolata nel bel fiore della mia gioventù sciurtata casogno. Caspita, a 3 se ne su cao, e su c'è capo quarto. No, basta. Oramai un mio destino visto. Che malo destino. Che ha pure se c'è a capitare a voi. O primo marito. Sì. Totò! Mo godi solo un anno. Quando era pulettino, quando era sciaurioso, quando era premoroso, quando era affezionato, figlio, a che c'avevano affari i femmine di quando era pulettino, che? Ma poi quando era intelligente, aveva un'intelligenza fuori del normale. Che c'avevano affari, professore dell'università, ma chi? Che c'avevano affari? Andando com'è che a morire come un fissa, va? Mio nonno ci stava lavando la scala, che era fissato con la pulizia. Perciò mentre ci stava lavando, che pensavi? Ora ci metto magari a gira, così ne esce più splendente. Perfetto. Te botto sente oggi, o a taleo. O trovai un croce, mi sono già una mezzo da scala, stennecciato, sbandorata a casogno. Ma sbandorate per davvero? Ma secondo marito, Zorro, Giaia, mo con solo 7 mesi. 7 mesi? Quando era bello, pareva un beliere. Era alto, muscoloso, focoso, peloso, quando pelo cacciaveva. Una scimmia era. La scimmia si poteva mettere i lati. Questo io aveva pazzo po' mare. Era un grande nuotatore olimpico. Vincevo coppi. Intanto ogni anno. La coppa. Lo trovai morto. Fucato in una vasca da bagno. Quando c'ha l'inghiccighita su pecchio. Figlio, sono andata a casogno. E magari stavo gettonando i paletti. Ai, che sbandura! Un terzo marito! Meno Ce lo armo! Già, mi sento un sì! Non può sentire sto minuto. Ma gode solo odore! Un tempo da messa! Rovamo a casa! Io ci dissi: Gilarma, ora siamo spasini. Vado a cambiarmi e sono subito data. Ci vediamo dopo! Ma che sta facendo? Gilarmo! Sono pronta a tutto per te. Appena mi viste, tanto fu prego di vedere tutto il gran bene di Dio. Che ero stato sul letto, ci venne in corpo. Manco tempo di vedere tutta la mia bellezza nascosta. Signoruzza, ma non era meglio cacciata nella mucciata. Io che c'entra, ce la devo fare vedere per fuori. Cacetta, che bello è. E andando tirando i paletti che tu capisti? Chi sta ciave? Un veleno un corpo come la serpe. Sapillo, moglie come mia non ce n'è. E meno male che è stato stampo. Avanti, va. Meglio non ci penso più, io non mi piglio Sì. pena. Come a fare? Come a fare? C'è la dire se mi si chiede sì o no? Signoruzza, io miss non ce ne posso dire. Perché non ce ne può dire se andiamo? Perché non sogno parrino, ecco. Come non è parino? Io sto vestito? Ma questa è un'occasione, è un'eccezione. Una combinazione. Un'occasione, un'eccezione. Sì. Ma che studienza sacrilegio? Io che si veste di parino senza esserci? Signoruzza, sogno sarastano, ecco. Sacristane, Sì. bossia. E che sta canze, me o parino? Sì, Sta sì, mogliere? La moglie, dica quale moglie? La moglie. Senza mogliere, bossia! Cazzo fa! Ma che se va, signoruzza, ma non mi tocca prima che mi viene una morte subatanea. Lascia stare, eh? E che? Aspetta! Ah!
Signorozza, mi ha retato, sogno, mi ha retato. E caso venne la moglie, ne fa finire tinta a mia e a lei. Quindi ora per favore, ma fa sinistra. finire tinta, ma non è che mi rappresenta, che uomo è? Si veste di parino e non lo è. Mi dice che non è maritato, invece è maritato. Ah, va moglie, vuoi sapere lei chi è che è? Con schifo io, sentiamo. Io sogno chi duca sogno e faccio chi duca voglio. Ora però sinistra, perché caso venne ma nipoti, anzi su venne ma moglie, sì. ne fa finire tinta a me e a lei ci dice. Avanti, Ah, sinistra, lei per come favore. finisce tinta? Ma come ci finisce a lei? Ma togliete che c'è una casa, una casa del marino, a trovare il marino e trova un pezzo di fatoso che mi fece spugliare di tutte le mie verità più nascoste. Che non ce l'avevo cannuto io. E invece io sono sentito tutte cose. E all'ultimo non sogno parino io. Signorozza, per Ma favore. vergogna. Sì, ora mi vergogno, tutto Ci pare. voglio vedere chiaro non sta facendo, Va perché bene. a me non mi piace, qua c'è qualcosa che non va. Me ne vado dal vescovo. Yes. Anzi, me ne vai una papa. Ma ho sentito il cocco di gente fufa, zia. Ma vediamo, uno va a sparare sta bomba ora. Va. Che aveva chissà che ne tutta involoniata. A che ne sa, ci dice che è una levatrice. Io si chiama levatrice. Ma quale? Non viene per me, viene per mia nipote. Puparino, la levatrice, perché mi hanno chiamare? Ma qua dice che viene qua, aveva marito, aveva, dopo, se ne ha stirato o viglione. Tutte e tre? No, ci io sola. Io un ilassao. Io la sa, oh, Camposanto. Ma che fa le bicchini? No, morsero. Le morte su Betania? No, immazzavo Ida. Sì, Senti, scansate le Caterina, signore. levaci mano. Un vestito come finito? Chiuso è, in campagna su. Come in campagna? Ah, o primo anni quarese, ma l'indomani carnevale, queste case sono chiuse. Sì, chi ti dice, mentre c'è stata la festa che gli hanno travagliato, ora che la festa è finita, se ne in campagna a scialare se tanti. Che come faccio? Lui Come faccio? quando Ma se robe, ne parla. ma robe, Sì. ha fatto che da India c'è un portafoglio chi tu me la liri. Ma come faccio io da Che ste posso due fare? donne? Ma senti una cosa, ma te tu disse che queste signore sono chiuse in campagna? Che una signorina che era messa davanti, che faceva tutta così. Dice, scusate, buona donna, appena mi ha visto sta truscia. Dici, che portate un vestito orientale di turco? Dice, sì. Dici, dicitemi un'estate che io conosco il proprietario. Appena ho rientrato ora per il torito faccio trovare robingia. Ma quante cristiane buone si trovano per oh. Ma sai se ne trovano? Solo tu sei una bestia! Una bestia! Una cacudasi! Sei un asino, sei! Ecco, ma che ci racconti tutti ma che fare a cu tu incontra prima? Ah? Ma che sono tutte queste leggi? Ma come? Sono una bestia. Nasce. Oh, ma facete bene a caverata. Ma te li ho chiesto, va, una bestia. Ma non c'è più mondo, va, ma così. Sentiremo sta cosa. C'è permesso? E qui? Reverendo Palazzotto, buongiorno. Buongiorno, reverendo, ma come? Mi pare. Ma lei qui, scusi? Non si ricorda? No, non mi pare di averla mai vista. Io sono la turca che lei ha fatto tanto ballare questa notte fino a farsi venire un fortissimo capogiro. Ricorda, Che serata, che brividi! Scusi, ma cosa disse che sogno io chi do viglione? I vestiti in maschera che lei ha mandato testè con la sua serva dell'affittacostumi perché erano uguali ai miei. E poi la sagoma, la statura, il modo di muoversi. Bellezza mia, chi poteva immaginare che si trattava di un prete? No, signoruzza, quale prete? Non si rinnega l'abito talare? No, ma la sa parlare Non perché c'è io... bisogno, parlo io, anzi, parla Luigi, Luigi? E qui è Luigi? quello dello schiaffo. Schiaffo. Ma quale schiaffo? Non si ricorda? Poverino, che memoria labile. Non si preoccupi, ci penserà Luigi a farle venire la memoria. Sentite, mi dicesse che vuole, signora. No, non mi compete tale compito. La taglia la farà Luigi. La taglia. Ma che intenzione avete? Buonissime intenzioni. E poi, di che si preoccupa tanto? Lei è prete. Ma quale prete, signoruzza? La stessa stare Ha a caso voluto il mio fazzolettino come pegno d'amore. Ah, già, un fazzolettino. Bene, si ricorda, le viene la memoria. E quel bacio prolungato, quel bacio che ha fatto andare in bestia il mio caro Luigi. E per giunta si è pure permesso di mollare uno schiaffo al mio uomo. Per fortuna che nel trambusto lo hanno arrestato. Ma cara mia? No. No? Lei
non ricorda esattamente. Lei è riuscito a scappare perché gli sbirri tenevano ben saldo Luigi. Sì, perché per loro è una vecchia conoscenza. Invece lei è stato creduto un ingenuo qualunque. Scusi, signorina. Non sono signorina, Scusi, signora. non sono signora, Ma allora chi è? una donna. E chi su l'aveva visto? Ma come l'hai chiamare? Lisa e per gli amici Pitu Lisetta. Petop, lesetta. Ma con nome avevi? Signorozza, vabbè, la chiamo come dice lei, ma ora per favore, sinistra, perché caso bene, ma nipote. Sì, me ne vado, ma appena esce Luigi verremmo insieme e ci divertiremo. Sì, ne scialamo, ma quando ne esce su Luigi? Presto, speriamo domani. Mi raccomando però, non perdi il fazzolettino che ha voluto a viva forza da me. Luigi ci tiene a quel fazzolettino e desidera che gli sia consegnato personalmente. Guarda, se poi fazzolettino io ci torno subito, ok? Affatto. Luigi desidera che gli sia consegnato nelle sue mani. Ci tiene. Arrivederci. Pitu, ciarea. Petop. E caduta di toppola. No, petop. E come finisce? O diavolo redattaro. Tutto cosa è indiso, tutto scomunicato, lo sti paradiso non è andato a vedere noi. Ma non male che sa zio è ancora nella chiesa, ma lo avete che in cosa succede? Ma ancora non è venuto sta messa. Ma sarà non finire, Oh, vedi? niente. Stai sentendo per tuo? Come si vede tu? Chi? Cuccia. Sta arrivando. Ma come, ma ne puti? Sì. Io non mi muccio. Ma che sta facendo? Dai. Ma che sta facendo? Un'altra volta, tanta azione, Sant'Antonino le pedate, ma che esce? Caterina, sogno malato, mi sento l'adio. Io mi torno